Grande commozione a Trecastagni per i funerali di Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa dall'ex fidanzato a colpi di arma da fuoco ad Acitrezza. La bara bianca è arrivata tra gli applausi nel santuario dei Santi Martiri Alfio, Cirino e Filadelfo. Accanto la mamma e il papà. Il sindaco ha dichiarato che il femminicidio è un ossillicidio di sangue, per questo necessita modificare le norme che regolano lo stalking. Una grande folla intanto è intervenuta per l'ultimo saluto a Vanessa Zappalà. La 26enne, ricordiamo, che fu uccisa sul lungomare di Acitrezza dall'ex fidanzato Antonino Toni Sciuto, che qualche ora dopo il delitto è stato ritrovato morto suicida. I funerali a Trecastagni all'aperto sul sagrato del santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino nel paese etneo. La bara bianca di Vanessa, con sopra una corona di margherite gialle e boccioli di rose bianche, è arrivata intorno alle ore 19, accolta dagli applausi dei presenti. Accanto la mamma e il papà. Il rito funebre è stato officiato dal vicario della diocesi di Catania, Monsignor Salvatore Genchi. La funzione è stata anticipata da un intervento del parroco della chiesa. Saremmo voluti essere altrove e non in questa piazza a dare l'estremo saluto a Vanessa. Avremmo voluto continuare a vederla sorridente, ma la realtà ci ha portati qui. Visibilmente commosso ai funerali anche il maresciallo dei carabinieri, il comandante della stazione di Trecastagni, che aveva preso a cuore la storia della vittima di femminicidio. Nell'omelia è stato il vicario della diocesi di Aceriale, Monsignor Salvatore Genchi, a ricordare il gesto di violenza che non ha prodotto amore, ma la morte, che non appartiene a ciascuno di noi. La vita è un dono di Dio, la parola di Dio ci aiuta a vivere, a continuare, a credere nell'amore. Ci uniamo al pianto dei genitori, siamo custodi della vita degli altri. L'amore non è un desiderio di possesso. Alla cerimonia ha anche parlato il sindaco di Trecastagni, dicendo quello di Vanessa non è stato un delitto d'amore. L'amore è ben altro.